speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nostra ospite quest'oggi Eva Liberalato. Bentrovata, grazie per essere insieme a noi. Grazie a voi dell'opportunità che mi date di presentarmi. Eva Liberalato, candidata per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale della Camera, il collegio di Castelfranco Veneto e della Castellana, che raggruppa una serie di altri comuni del comprensorio, ma fino alle porte del capoluogo, Quinto Paese e altre zone limitrofe, e poi sconfina anche nel veneziano, appunto con i 3 comuni di Martellago, Noale e Scorzè. Eva Liberalato, avvocato proprio di Castelfranco, ma visto che è la prima volta insieme qui in questo nostro spazio, chiedo proprio a lei una rapidissima autopresentazione e anche di spiegarci un po' i motivi per cui ha deciso di fare questo suo esordio in politica. È la sua prima candidatura, il suo impegno, prima volta come impegno politico a tutti i livelli, giusto? Assolutamente la prima volta. Come ha detto lei, sono un avvocato, ho uno studio a Castelfranco e mai avrei pensato che mi sarei buttata in questa avventura politica, se non che una persona di cui ho grossa stima, il responsabile del meetup di Castelfranco, Cristian Bernardi, mi ha chiamata pochi giorni fa, possiamo dire, per chiedermi la disponibilità, in quanto c'era un'incompatibilità del precedente candidato rispetto alle regole del Movimento 5 Stelle. Ho dovuto prendere una decisione rapida, diciamo che non ero novizia ai temi del trattati del Movimento 5 Stelle, in quanto già nel passato avevo dato la mia disponibilità a collaborare col movimento quando si è trattato di aprire il centro SOS cittadino a Castelfranco, quindi avevo condiviso i sentimenti che avevano mosso i responsabili del meetup nell'iniziare questa avventura, cioè cercare di dare una mano ai cittadini e di far vedere che ci sono ancora dei buoni sentimenti e la possibilità di creare gruppo e nel gruppo anche di fare qualcosa di buono. Quindi appunto ho dato la mia disponibilità a far questo e in questo modo e nel mio lavoro di avvocato presso il mio studio e al centro ho percepito come veramente tutti i cittadini siano stanchi della classe dirigente attualmente al potere. Io stessa sono stanca, come viviamo in una situazione di insicurezza e quindi avendo anche delle figlie adolescenti che cominciano ad affacciarsi adesso alla vita, a volere la propria autonomia, che non sempre è possibile dare con serenità, c'è sempre una certa dose di apprensione anche dovuta all'insicurezza in cui viviamo in questi giorni. Ho pensato che fosse giunto il momento di mettersi in gioco, mi è stata data questa opportunità, ci metto la faccia, è rischio effettivamente, ma se non lo facciamo non possiamo sempre lamentarci che le cose non vanno, quindi ho detto proviamoci. Un impegno che significa anche partecipazione. Ecco, proprio molto brevemente, lei citava questo centro SOS. È un centro che è stato aperto per dare un'interfaccia di prima consulenza al cittadino, quindi siamo un team, abbiamo iniziato come 2 avvocati, adesso già siamo più persone, 2 commercialisti e un esperto in materia di startup, nel dare una prima consulenza completamente gratuita al cittadino, impegnandoci a non assumere poi l'incarico di difesa della persona che si è rivolta a noi. Questo per dare un senso di imparzialità e trasparenza alla consulenza che andiamo a fare. Quindi il cittadino viene da noi, noi diciamo in linea di massima se ci sembra che sia opportuno fare un ricorso tributario o seguire una determinata linea o rivolgersi a un avvocato e diamo un consiglio su come muoversi. Poi il cittadino è libero di rivolgersi per il proseguo a chi... Quindi è un po' a 360 gradi anche le istanze che vi sottopongono, insomma. Sono a 360 gradi, però diciamo che abbiamo avuto un'affluenza per problematiche specifiche molto massiccia. Mi riferisco in particolare al problema bancario che ci ha toccato nei mesi scorsi e molte richieste per quanto riguarda riscossioni all'epoca di Equitalia, adesso dell'Agenzia delle Entrate.
E in qualche modo stiamo entrando in argomento anche proprio con la professione di Eva Liberalato di avvocato, appunto, su un tema di cui si discute molto anche in questa campagna elettorale, quello della giustizia, della legislazione, delle riforme anche costituzionali da fare. Nel programma del Movimento 5 Stelle ce ne sono alcune, ecco, quali priorità secondo lei? Diciamo che nel programma 5 Stelle, che io condivido pienamente anche da tecnico del diritto, non è prevista una riforma sostanziale della Costituzione perché la riteniamo non necessaria. La nostra Costituzione è una Costituzione che è stata fatta benissimo, è stata fatta, ricordiamocelo, nell'immediato dopoguerra, quindi è una Costituzione garantista che ci permette di essere certi, nella modalità in cui è strutturata, che non avremo dei colpi di Stato che ci hanno colpito negli anni passati. Certo, è vero, è una Costituzione che è anche un po' lenta, diciamo, proprio per questa funzione garantista che ha e che può essere snellita in alcuni punti, ma questo non significa stravolgerla completamente. È sufficiente che vengano promulgate delle leggi di attuazione della Costituzione che permettano di attualizzarla leggermente. Non ne abbiamo già troppe di leggi? Sicuramente ne abbiamo già troppe, però delle leggi quadro di indirizzo che vadano a sfoltire tutta quella serie di microleggi che ci affliggono sicuramente sono necessarie. Quindi bisogna eliminare una Tantissimo. parte di normativa. I cittadini sono disperati ormai. Sorrido perché mi viene in mente proprio pochi giorni fa si è rivolto a me un cliente che doveva espletare un'operazione e per un semplice passaggio di proprietà di un impianto a gas destinato al suo lavoro è necessaria una sfilza enorme di documenti, tra cui anche un passaggio notarile, ma è tutto è superfluo, bisogna che snelliamo questo. Le aziende passano troppo tempo a fare incartamenti, per forza che le start-up non partono, le aziende si impantanano, bisogna velocizzarlo, bisogna velocizzare il recupero crediti, non è possibile che ci mettiamo anni per recuperare una somma, all'estero questo non avviene. Bisogna sburocratizzare e velocizzare, bisogna implementare i tribunali sicuramente nell'organico. Io ci vivo all'interno dei tribunali e ce ne rendiamo conto, sia io che i miei colleghi, che i giudici sono oberati di lavoro. Non è possibile che al problema del sovraffollamento della Corte d'Appello per ricorsi e controricorsi si traga rimedio andando a spostare il giudice che lavora nella provincia e lo spostiamo nel capoluogo. Questa non è una soluzione valida, bisogna implementare le cancellerie, bisogna dare più strumenti. Una giustizia lenta non è giustizia, no? Si Esatto. dice tante volte, ed è un tema anche, Eva Liberalato, che tocca un po' tutti, perché magari qualcuno pensa sì, è solo per i reati penali, insomma io sono un bravo cittadino, fortunatamente queste cose non mi riguardano. In realtà, come diceva anche lei, tocca l'impresa che deve riscuotere un credito, tocca la persona che magari ha acquistato una casa da un fallimento e poi vorrebbe andarci ad abitare, invece aspetta magari anni perché giustamente se riesce ad ottenerla, perché se l'ha acquistata dal fallimento non è sempre detto anche questo. È un problema che tocca tutti, che può toccare tutti. Ma ci tocca anche direttamente per quanto riguarda quanto è accaduto nelle banche. È un problema legato alla giustizia il fatto che ci abbiano svuotato le tasche, o meglio, forse è legato allo Stato il fatto che ce le abbiano svuotate perché ha permesso che questo accadesse. Ma adesso che ci troviamo a richiedere i nostri soldi, il problema è di giustizia, la prescrizione della pena, i tempi lunghi del processo. Questi temi, diciamo, queste problematiche allontanano sempre di più per noi la possibilità di riportarci a casa i soldi. Senta, abbiamo toccato il tema giustizia, un'altra priorità che in caso di elezione lei vorrebbe portare avanti, su cui vorrebbe impegnarsi? Un tema che mi tocca personalmente, che non ho mai trovato corretto e che sicuramente porterei all'attenzione, è quello della mediazione obbligatoria. La mediazione obbligatoria, quando è stata proposta ancora nel 2012, mi sembra forse, ha subito destato sommo stupore fra noi avvocati, in quanto abbiamo un impianto giurisdizionale che funziona benissimo. Abbiamo il tribunale con il giudice neutro, con un costo di giustizia accessibile a tutti. Ci spieghi solo in brevissime parole
Che cos'è la mediazione obbligatoria per chi praticamente, magari non ne abbia mai sentito parlare? certo, prima di poter, per determinati tipi di cause di materia, la materia condominiale, l'usucapione, per una molteplicità di materie, prima di poter accedere al tribunale è necessario tentare di fare una mediazione, cioè di trovare un accordo con la Tra le controparte. varie parti, certo. Però in realtà questo già lo facevano i due avvocati, parte e controparte, perché fa parte della deontologia del professionista cercare prima di arrivare al tribunale di vedere se è possibile trovare un accordo con la controparte. Ma si è creato un istituto obbligatorio, quindi obbligatoriamente io devo rivolgermi a un istituto che quindi mi chiede dei soldi, mi richiede del tempo, non sempre, quasi mai, anzi, porta a dei risultati sperati. Solo dopo aver espletato questo iter io posso accedere al tribunale, per il quale devo pagare dei soldi, attendere dei tempi, quindi abbiamo una duplicazione di spese. La giustizia alternativa è sempre stata prevista nel nostro codice perché l'arbitrato è sempre esistito, solo che era una facoltà del cittadino. Pago dei soldi per avere un altro tipo di giustizia con degli arbitri, ma non può essermi resa obbligatoria, è incostituzionale. Noi avvocati, quando abbiamo capito che avrebbero introdotto questa cosa, eravamo abbastanza sereni. Abbiamo detto solleveremo delle mozioni di incostituzionalità e sicuramente la consulta ci darà ragione. E così è stato. La Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale nel 2013. Purtroppo però i politici all'epoca che all'epoca si trovavano al governo avevano già creato per persone a loro vicine l'ente di mediazione. Questo ha fatto sì che una norma dichiarata incostituzionale uscita dal portone rientrasse per il buco della porta. Oggi ce la ritroviamo ancora, ci hanno detto che i costi sono diminuiti, ma questo non è vero perché alla fine è estremamente costosa per il cittadino, sempre ruba tempo e sono state tolte alcune limitate materie tipo la circolazione stradale eccetera. Era incostituzionale allora, è incostituzionale anche adesso e questa è un'altra legge inutile che va ad aggravare i tempi di giustizia. Una appunto delle tante leggi che dovrebbero essere sfoltite, come ci ha ricordato Eva Liberalato, che io ringrazio per essere stata con noi, candidata del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati, il collegio della Castellana, Castelfranco e Comprensorio e anche di parte della provincia di Venezia. Grazie ancora per essere stata con noi. Un ringraziamento da parte mia anche a tutti voi per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni del 4 marzo sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni.